Buonasera a tutte, benvenuti al nostro ciclo 2025 di Storie in città, una storia di bugie, le fake news nell'età contemporanea. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi, e la sala affollata direi che ne è una riprova, il professor Raul Pupo, che penso non abbia bisogno di particolari presentazioni, ma comunque sia già docente presso l'Università di Trieste, presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Storia Contemporanea, Storia della Venezia Giulia, autore di diversi volumi, gli ultimi apparsi per la Terza, Fiume Città di Passione, Italianità Adriatica, e dopodiché, ok. Potrebbe essere un elenco, diciamo, molto più lungo di così, ma non voglio sottrarre tempo al nostro relatore che ci parla oggi di una delle grandi fake dell'età contemporanea, ovvero sia il mito della vittoria mutilata. E grazie a tutti per l'attenzione e grazie soprattutto al professor Pupo. Bene. Grazie professoressa Caccavo, grazie innanzitutto a voi evidentemente che siete arrivati e allora parliamo di miti. Guardate che pur essendo parenti, non tutte le fake riescono a diventare miti, che sono inganni di livello decisamente superiore, perché i miti non servono soltanto a confondere le idee, a suscitare false impressioni, magari a condizionare i comportamenti. I miti servono a dare senso al tempo stesso al passato, che altrimenti rischia di rimanere indecifrabile, ma anche al presente, perché i miti contribuiscono in maniera potente a forgiare le grandi identità collettive. Però affinché una narrazione è parziale ed orientata da finalità esterne diventi mito, ci vogliono molte condizioni che cambiano di volta in volta. Ma certamente ci vuole, come dire, un guizzo, ecco, un colpo d'ala che renda affascinante quella narrazione. Ora, quando noi parliamo di vittoria mutilata, parliamo innanzitutto di D'Annunzio, cioè di un poeta di indubbio genio, che può stare simpatico o antipatico, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista artistico. Però pensate, un ometto di mezza età un po' passata, alla vigilia della pensione, che scuote tutta l'Italia con la sua impresa di Fiume, che conquista la ribalta internazionale e trasforma in un'opera d'arte molto singolare quello che poteva essere un banale colpo di mano militare come in tante altre città dell'Europa orientale. Allora è chiaro che questo è un personaggio fuori dal comune, no? Poi nell'inventare slogan, D'Annunzio è bravissimo. Io mi sono appropriato di una delle sue formule, Adriatico Marissimo, per il mio libro, credo che almeno metà delle vendite sia dovuta al titolo. E allora guardiamo da vicino questa espressione vittoria mutilata. Non è l'unica espressione del genere, perché è sintomo di un malessere che era assai diffuso in Italia nell'estate del 19, dopo l'esito assolutamente deludente della conferenza della pace. Voi trovate facilmente traccia di questo disincanto nella memorialistica, nella stampa, ad esempio Pietro Nenni parla di vittoria avvilita. Eppure la vittoria mutilata è la formula che morde più di tutte le altre. Perché? Perché parla di carne e sangue ed evoca immediatamente un'immagine che quasi tutti gli italiani hanno sotto gli occhi, e cioè l'immagine di mutilati di guerra. Decine di migliaia che il campo di battaglia per anni ha ributtato nelle famiglie, nelle piazze, nei paesi di tutta Italia. E quindi vittoria mutilata significa non soltanto pensare, ma significa vedere, addirittura odorare, no? Che quegli orrori sono stati inutili. Altro punto, la crisi dell'opinione pubblica patriottica in realtà è successiva al fallimento italiano alla conferenza della pace. Invece la vittoria mutilata precede il fallimento. L'espressione vittoria nostra non sarà mutilata sta in un articolo scritto da D'Annunzio sul Corriere della Sera del 24 ottobre del 18. 24 ottobre del 18 la guerra non è nemmeno finita, anzi appena il giorno dell'inizio della battaglia poi trionfale di Vittorio Veneto. Eppure D'Annunzio sente già il pericolo della mutilazione, mette in allarme e in qualche modo prepara l'opinione pubblica ad un esito infausto. E in questo modo è quasi una profezia autoavverantisi. Allora, vittoria mutilata rispetto a che cosa?
evidentemente rispetto alle aspettative delle forze di governo che avevano condotto l'Italia in guerra nel 15 e che avevano diffuso presso la pubblica opinione tali aspettative. Andiamo a vederle più da vicino, queste aspettative. Al fondo di tutto ci sta una volontà e un'occasione. Qual è la volontà? Quella di fare finalmente dell'Italia una grande potenza, accettando e superando quello che era l'unico vero esame di maturità esistente nell'Europa del tempo per le potenze, vale a dire la partecipazione vittoriosa ad una grande guerra continentale. L'occasione è quella offerta da una guerra già in corso che vede l'Austria, la quale peraltro l'Italia è formalmente alleata, che si trova in gravi difficoltà militari, e questa guerra in corso stimola la Triplice Intesa a formulare all'Italia promesse estremamente allettanti per farle cambiare campo. Il desiderio invece è quello di trasformare l'Italia realmente in una vera grande potenza e non solo in una potenza di cortesia. Questo desiderio è comune a tutta la classe dirigente liberale che guida il paese. Invece la scelta di cogliere l'occasione con l'intervento è una scelta fortemente divisiva. Fortemente divisiva, ma non parlo qui tanto dei socialisti e dei cattolici che sono nettamente contrari al conflitto per ragioni ideali, ma parlo della dirigenza politica che si trova alla testa del paese ininterrottamente, pur con varie sfumature, ma dagli anni dell'unificazione nazionale. Infatti all'interno di questa dirigenza politica, dirigenza liberale, no? Fondamentalmente, per quanto riguarda la politica estera si possono distinguere due grandi linee di pensiero, quella realista e quella volontarista. La scuola realista è preoccupata innanzitutto di non sottoporre ad eccessive tensioni una costruzione giovane e ritenuta ancora fragile come quella dello Stato unitario e per di più non ancora una potenza industriale affermata. Invece la scuola volontarista ritiene prevalente la necessità di far compiere un salto di qualità al rango internazionale dell'Italia, accettando anche i rischi connessi con questo salto di qualità. A queste due linee si accompagnano due modi diversi di interpretare ciascuna delle due. Ad esempio, una gestione timida della strategia realistica è quella che si era manifestata ai tempi del congresso di Berlino del 1878, congresso di Berlino che lascia l'Italia unica fra le potenze, non solo con le mani nette, come era lo slogan della politica del tempo, ma con le mani vuote, che è una cosa molto diversa. Invece una gestione più dinamica di quella stessa strategia realista, come quella del pur prudentissimo Giolitti, riesce a portare l'Italia in Libia senza contrarietà da parte di nessuna delle grandi potenze. Viceversa, una gestione avventurista della strategia volontarista può portare Francesco Crispi, che è l'incarnazione ottocentesca, al disastro di Adua. Mentre invece una gestione più accorta da parte di Salander di Sonnino nella primavera del 15 può portare l'Italia all'intervento della guerra europea, sconfiggendo la prudenza giolittiana e trascinando di fatto nel conflitto la maggioranza che pure riluttava, la maggioranza del paese. Ecco, al fondo della preoccupazione di Giolitti che era contrario all'intervento sta una consapevolezza che non è condivisa dalla maggioranza degli osservatori, e cioè che la guerra sarà lunga e non breve. E sta una preoccupazione, cioè che l'Italia non sia in grado di reggere la sfida non solo sul piano militare, ma anche sul piano politico. Detto in altre parole, le istituzioni liberali, secondo Giolitti, potrebbero non reggere alla guerra. Allora, sul piano militare Giolitti avrà torto perché l'Italia vincerà la guerra. Sul piano politico invece avrà perfettamente ragione, perché le istituzioni liberali andranno a cambiare l'aria, anche se poi alla fine sarà lui stesso a collaborare al disastro finale. Al contrario, Salander e Sonnino vedono avvicinarsi la possibilità di raggiungere gli obiettivi che, a loro modo di vedere, valgono il rischio della guerra. Qual è la parola chiave? La parola chiave è parificazione. Parificazione con l'Austria, perché nel 15 nessuno prevede il collasso dell'Austria, parificazione con l'Austria nel continente, soprattutto nell'Europa centrale. Parificazione con la Francia e l'Inghilterra, certamente no, in tutto il Mediterraneo sarebbe ridicolo pensarlo, però in quello orientale sì,
perché nel Mediterraneo orientale l'Italia ha già il piede a terra del Caneso, che sta a un tiro di schioppo dalla costa turca, e quindi è in buona posizione per partecipare al saccheggio dell'impero ottomano ormai imminente. Come vedete da queste mie parole, la considerazione dell'irredentismo triestino e Giuliano d'Albata non è prioritaria per il governo di Roma. L'Italia non entra in guerra per Trento e Trieste, però questo non vuol dire che la motivazione nazionale sia soltanto patriottica. Il sentimento patriottico in chiave anti-austriaca è diffusissimo nell'opinione pubblica liberale, ma c'è anche di più, nel senso che l'aspirazione al completamento dell'unificazione nazionale, possiamo dirlo a dimensione strutturale, possiamo dire che è nel DNA, ecco, dello Stato che è nato dal Risorgimento, anche se quell'aspirazione nel corso dei decenni si è dovuta scontrare in maniera molto dura con la realpolitik, al punto che uno dei padri della patria, un super patriota come Francesco Crispi, considerava l'irredentismo come un nemico pericolosissimo dello Stato italiano. In ogni caso, l'Italia ottiene il patto di Londra e su questa base fa la guerra e poi anche la vince. È una guerra molto più lunga del previsto e come poi accadrà per più di un secolo. Pensate alla Blitzkrieg tedesca che si trasforma in una guerra mondiale interminabile, ma pensate anche all'operazione speciale in Ucraina, che sta all'origine di una guerra lunghissima. Più lunga è la guerra, più le opinioni pubbliche si radicalizzano. Cosa vuol dire? Che cosa può compensare agli occhi delle popolazioni d'Europa? Che cosa può compensare tutti quegli anni di patimenti, le intere generazioni perdute per sempre? Che cosa può compensare? Ma evidentemente niente. Però un gradino sotto il niente sta il tutto. Alla fine dei sacrifici può stare soltanto la vittoria totale, nulla di meno. E questa è anche una delle ragioni che spiegano, non l'unica, ma una delle ragioni che spiegano il fallimento dei tentativi di compromesso pure tentati durante la guerra. Provate a pensare, nel 1917, quale governo riesce a spiegare alla sua pubblica opinione, al suo elettorato, che pure sono stanchi di guerra, che per fermare le armi bisogna tornare allo status quo precedente al conflitto un po' diverso. E quindi che ci si è massacrati in mano. Chi riesce a spiegarlo? Nessuno, evidentemente. Allora o si è costretti ad arrendersi, come alla fine farà la Germania, e l'Italia ci va anche vicinissima dopo Caporetto, oppure si vince e peggio per gli sconfitti. E quindi, come gli altri vincitori, ad esempio come la Francia, dopo la guerra l'Italia sospetta tutto. Cosa vuol dire tutto? Vuol dire il ruolo di grande potenza conquistato sul campo, tanto più che l'Austria è sparita, e quindi l'adempimento del patto di Londra, ma anche di più. Perché? Perché nel frattempo è comparsa una nuova città irredenta, e cioè Fiume. Prima della guerra Fiume esisteva evidentemente, ma non era irredenta, perché non si sentiva tale. I redentisti c'erano, ma era soltanto un piccolo gruppetto di giovanotti, mentre la maggior parte della popolazione si riconosceva nel Partito Autonomista. Partito Autonomista fierissimo difensore dell'identità italiana, ma fedele suddito della corona d'Ungheria che storicamente aveva protetto i fiumani contro le ambizioni croate. E invece nel 1918 l'Ungheria non c'è più e al suo posto c'è il regno dei serbi croati sloveni, come dire un tipico stato per le nazioni che lo hanno costituito. E quindi Fiume dovrebbe venire assorbita da quella che i fiumani considerano il nemico storico, cioè la Croazia. E di conseguenza i fiumani, nella loro maggior parte, diventano irredentisti e invocano l'Italia. E come fa il governo di Roma a dire loro di no? Dopo una guerra vinta contro l'Austria, Austria nel cui esercito i croati hanno combattuto con grande vigore contro l'Italia. E quindi il governo deve dare una risposta a questa richiesta d'aiuto, però la situazione generale è molto diversa rispetto alle percezioni trionfalistiche diffuse dopo Vittorio Veneto nella pubblica opinione. Sembra un paradosso, ma non lo è. Dopo Vittorio Veneto, dal punto di vista degli equilibri di potenza, che poi sono quelli che contano, gli unici che contano al tavolo della pace, l'Italia del 19 è più debole dell'Italia del 15. Perché? Nel 15 l'Italia era corteggiata da tutti, perché la guerra era in condizione di stallo e si pensava che l'intervento italiano avrebbe potuto spezzare lo stallo.
nel 19 la guerra è vinta, l'Italia non serve più assolutamente a nulla, e per giunta il suo contributo alla vittoria non è stato decisivo. E quindi il prezioso alleato del 15 si è trasformato in un concorrente per il riassetto sia dell'Europa che del Mediterraneo orientale. Il Mediterraneo orientale, dove in particolare Francia e Inghilterra non hanno nessuna voglia di trovarsi a piedi un terzo incomodo, dopo che già nel 16 si sono accordate sulla spartizione delle spoglie dell'Impero Ottomano. E poi il patto di Londra è stato firmato dall'impero zarista, patrono delle nazionalità slave e quindi garante della loro accettazione delle clausole che trasferiscono all'Italia territori popolati anche da sloveni e croati nella Venezia Giulia. Al 19 l'impero zarista non c'è più, ci sono invece gli Stati Uniti. Stati Uniti che, guardate, non sono una potenza alleata, ma sono una potenza associata e quindi non vincolata al patto di Londra. Stati Uniti vuol dire presidente Wilson, sostenitore quasi messianico della necessità di rifare la mappa politica d'Europa sulla base del principio di nazionalità. Però questo suo messianismo è un messianismo asimmetrico, perché deve fare i conti con una realtà molto spiacevole e molto complicata, e cioè che nel cuore d'Europa le nazionalità sono mescolate. E quindi se premi una, ne penalizzi qualcun'altra. E allora come si fa? Bisogna dividere i buoni dai cattivi. I cattivi sono quelli che hanno perso la guerra, i buoni sono quelli che hanno vinto la guerra. Ad esempio, i tedeschi sono cattivissimi e quindi nelle zone miste vengono premiate le altre nazionalità come i cechi e come i polacchi. Questo va bene anche per l'Italia, perché Wilson non contesta l'annessione del Tirolo meridionale popolato da tedeschi. E invece gli slavi del sud che cosa sono? Ma la Serbia vittoriosa e per giunta è stata la prima vittima dell'aggressione degli imperi centrali, che chiaramente sono delle potenze vincitrici, piccole ma insomma vincitrici. Invece Slovenia e Croazia hanno combattuto fino in fondo con l'Austria e quindi il governo italiano ritiene che vadano considerati tra i reprobi sconfitti e quindi puniti. Invece succede l'imprevisto. Sloveni e croati non solo danno vita ad una compagine jugoslava all'interno dell'ex superasburgico, che conterebbe abbastanza poco, ma chiedono di unirsi alla Serbia, che accoglie la richiesta. E questo gli italiani lo considerano un trucco, tant'è che si rifiutano di riconoscere il nuovo Stato, che però esiste, e sta inevitabilmente dalla parte dei vincitori. E questo per l'Italia è un bel problema, evidentemente. Il governo italiano pensava di aver campo libero al confine orientale, probabilmente anche oltre, e si ritrova con uno Stato strutturalmente anti-italiano, nel senso che è nato proprio per contrastare le rivendicazioni sui territori giuliani che sloveni e croati ritengono propri. E per di più Wilson simpatizza apertamente per il nuovo Stato e depreca le pretese italiane sull'Istria orientale e sulla Dalmazia, che considera frutto proprio di quegli appetiti imperialisti che non dovrebbero più trovare spazio nell'Europa rifatta secondo i suoi principi. Ecco, nel dire questo, guardate che il presidente americano invia a Roma un messaggio assolutamente inquietante, non solo per i suoi risvolti immediati territoriali, ma perché nega proprio quel desiderio di parificazione con le altre potenze che, viceversa, il governo italiano si aspetta di vedere riconosciuto ormai dopo la guerra. Perché al contrario Wilson individua proprio nell'Italia l'anello debole di quella catena delle potenze europee della cui politica imperialista cerca di differenziarsi. E allora si comporta in maniera diversa verso l'Italia in un modo, diversamente nello scenario del Pacifico, dove concederà al Giappone, promosso a pieni voti fra le grandi potenze nonostante lo scarsissimo contributo al conflitto, concederà al Giappone gli ex avamposti tedeschi in Cina senza tenere minimamente conto di quello che pensano i cinesi. Quindi chiaramente due pesi, due misure, dove si può e dove non si può. Ecco, questa utilità di Wilson si paleserà chiaramente durante la conferenza della pace, però già prima dell'inizio della conferenza, per chi sa leggere nelle cose, è abbastanza evidente che in un modo o nell'altro all'Italia verrà richiesto di ridimensionare le sue ambizioni perché il quadro generale è a suo sfavore rispetto al 15. Viceversa, a Roma si deve decidere cosa fare con Fiume e, ad esempio, se scegliere tra Fiume e la Dalmazia.
Sonnino, ministro degli esteri, preme più per la Dalmazia per ragioni strategiche. Ragioni strategiche che però non sono condivise dai vertici delle forze armate, a parte ovviamente la Marina. Invece il Presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, è più sensibile alla causa fiumana per ragioni politiche, perché questa causa è diventata immediatamente popolare in Italia, perché si connette al principio di nazionalità, e quindi è diventata popolare anche fra gli interventisti democratici come Bissolati, che invece sarebbero pronti a sacrifici in Dalmazia in nome appunto dei principi di nazionalità. E questa causa fiumana viene sostenuta con grande vigore anche dagli ambienti giuliani neoirredenti, al punto che il loro portavoce della delegazione della pace, l'onorevole Barzilai, minaccia di abbandonare polemicamente la delegazione italiana se non verrà accolta la richiesta su Fiume, perché naturalmente per solidarietà nei confronti dei fratelli fiumani, ma anche per il timore esplicito che una Fiume jugoslava possa fare concorrenza al porto di Trieste. Allora qual è la conseguenza di questo dibattito all'interno delle forze politiche di governo italiano? La conclusione salamonica è quella di chiedere tutto, cioè il patto di Londra per ragioni strategiche, a prescindere dal popolamento nazionale, più Fiume invece in nome del principio di nazionalità. Guardate che disinvolture di questo genere non sono una prerogativa solo della politica estera italiana, le facevano un po' tutti, però chiaramente indeboliscono ulteriormente la posizione negoziale italiana che già è fragile di per sé. E quindi con questa scelta il governo di Roma si butta in un vicolo cieco, perché si è aperta una forbice clamorosa fra la capacità negoziale italiana che si è ridotta e le sue richieste che invece sono aumentate. E allora così si arriva alla conferenza della pace. Sulla condotta italiana alla conferenza della pace si è detto, si è scritto molto, di solito in termini molto negativi. A me viene da pensare che con quella linea negoziale, con il peso reale dell'Italia, il lieto fine comunque era molto difficile. Però certamente in alcuni passaggi gli errori della delegazione sono evidenti, la delegazione è molto divisa, e poi c'è il fatto dell'aprile 19. Il 23 aprile Wilson fa pubblicamente, direttamente appello all'opinione pubblica italiana contro l'atteggiamento della sua delegazione a Parigi. Guardate che per quei tempi è un atto inusuale e molto maleducato, non è come oggi quei capi di Stato si insultano in televisione, no, non si usava a quell'epoca. E quindi in quella circostanza è abbastanza comprensibile che il Presidente del Consiglio, Vittorio Emanuele Orlando, senta il bisogno di tornare in Parlamento per farsi confermare il mandato negoziale dalle Camere. Però quello che fa Orlando è una cosa molto diversa, è la drammatizzazione della crisi per fini interni, che si manifesta come? Con il ritiro clamoroso della delegazione, di tutta la delegazione, seguito da un'intensa campagna propagandistica diretta ad eccitare l'opinione pubblica in senso radicale. E questa campagna è successa, nel senso che Orlando ottiene un consenso plebiscitario in Italia, però al tempo stesso si vincola. Si vincola al raggiungimento di un obiettivo negoziale, cioè l'obiettivo massimo, che è palesemente impossibile da raggiungere. E quindi di conseguenza non ha più nessuna carta negoziale da giocare. Perché dell'elettorato italiano, i francesi, gli inglesi, gli americani, non ne potrebbe importare di meno, evidentemente. E quindi mentre Orlando se ne sta a Roma ad aspettare, non si sa bene che cosa, inglesi, francesi e americani ne approfittano per spartirsi l'impero coloniale tedesco, per dividersi i mandati sull'ex impero ottomano, per spingere gli inglesi a sbarcare a Smirne sulla costa anatolica, che viceversa era stata promessa all'Italia con l'accordo di San Giovanni di Moriano, proprio per precedere una mossa italiana. E alla fine comunica al governo di Roma che se la delegazione non farà ritorno a Parigi per la consegna delle condizioni di pace alla Germania, il patto di Londra verrà considerato nullo. E a quel punto Orlando non resta che tornare a Parigi umiliato, senza aver ottenuto nulla, e finisce anche relegato in un angolino nella fotoricordo della cerimonia del firma del trattato con la Germania. Chiaramente è una sconfitta diplomatica, un'umiliazione, questo pensa politica, un'umiliazione, è una sconfitta diplomatica soprattutto sul versante mediterraneo. Una sconfitta diplomatica che, vista la precedente espansione delle aspettative e l'eccitazione dell'opinione pubblica, viene percepita in Italia come una catastrofe.
E proprio per questo quello dell'Italia è un caso abbastanza singolare del panorama europeo. L'Italia fa indubbiamente parte dei paesi vincitori, ma sia la classe dirigente che buona parte della popolazione assumono i comportamenti propri dei paesi sconfitti, frustrati, lacerati da profondi conflitti politici ed esposti a tentativi eversivi di varia provenienza. In realtà questo catastrofismo è abbastanza fuori luogo, perché certamente nelle regioni è andata male, però sul confine settentrionale non ci sono problemi, mentre su quello orientale non è stato pregiudicato nulla. L'Italia occupa militarmente tutti i territori promessi dal Patto di Londra e anche ha un ruolo dominante nell'occupazione interalleata di Fiume. Però certamente bisogna avere pazienza nella risoluzione della crisi, ma la pazienza è molto lontana dal trionfo e quindi dall'esaltazione si passa alla delusione di massa. Una delusione che pesa come un macigno in un clima già roventato dallo scontro politico, in cui gruppi di classe dirigenti, segmenti di classe dirigente che hanno voluto l'intervento sono messi sotto accusa dai giornalisti, come sono messi sotto accusa della pubblica opinione e dai tribunali i militari che hanno provocato Caporetto, mentre i socialisti rigettano in toto l'eredità della guerra e se la prendono anche con i medici. Quindi una atmosfera effervescente. Sul piano diplomatico lo stallo è completo, perché ormai con Wilson è rottura aperta, non c'è più spazio per mediazioni, e anche quando Orlando è sostituito con Nitti, che ha come priorità il salvataggio economico di un paese che dipende finanziariamente dai suoi alleati e che quindi sarebbe pronto anche a trattare su Fiume e su Zara facendo le città libere, a quel punto i margini di compromesso non ci sono più, perché Nitti comunque non può mollare anche sul confine strategico in Istria, come vorrebbe Wilson. E poi c'è il fatto nuovo dell'estate del 19. Il fatto nuovo sono gli incidenti di Fiume, dove truppe italiane e truppe francesi si sparano addosso. E la commissione di inchiesta attribuisce la responsabilità degli incidenti agli italiani, la cui presenza di conseguenza viene drasticamente ridimensionata. E questo potrebbe essere un problema, perché la perdita di controllo sulla città effettivamente sarebbe un elemento di preoccupazione. Però questa preoccupazione evapora quasi subito perché in settembre a Fiume arriva D'Annunzio con i suoi generali, mentre i generali italiani che dovrebbero fermarlo si voltano dall'altra parte. E qui parlare dell'impresa di Fiume ci porterebbe lontanissimo, perché è un'impresa dai molti volti, il volto minaccioso, il volto goliardico, quello ispirato, quello mistico, quello blasfemo, quello predatorio, quello carnascialesco, quello per certi versi intollerante, per altri versi libidinoso. E quindi andremo molto là. Qui ci interessano soltanto alcuni aspetti. Primo aspetto, D'Annunzio non va a Fiume per fermarsi in cima all'Adriatico, D'Annunzio va a Fiume per ripartire verso più alti lidi, quelli della città eterna, perché una parte essenziale del suo progetto è quello di ribaltare il governo Nitti e possibilmente imprimere una svolta autoritaria allo Stato italiano. E quindi politica estera e politica interna si intrecciano in maniera indissolubile e lo stesso mito della vittoria mutilata, di cui D'Annunzio è l'alfiere, è uno strumento prezioso per quel disegno di versione nazionalista di cui lo stesso D'Annunzio avrebbe essere il protagonista, anche se il disegno non è soltanto suo, di ambienti molto più vasti. Però quel progetto fallisce completamente. Il collasso dello Stato liberale è rinviato di un paio di anni e nel vuoto che sarà lasciato dallo scacco di D'Annunzio e della destra estrema tradizionale, là si inserirà Mussolini con la capacità di manovra politica ben superiore. Secondo aspetto, D'Annunzio assicura il possesso italiano di Fiume in attesa della soluzione del contenzioso di confine. Ancora una volta non è quello che D'Annunzio vorrebbe. Il suo obiettivo è quello di forzare l'annessione di Fiume all'Italia contro tutti e contro tutto. Ma questo è impossibile, perché le rappresaglie economiche degli alleati metterebbero subito l'Italia in ginocchio, quindi non si può fare. Quello che D'Annunzio ottiene è esattamente il contrario, cioè il tempo. Tutto il tempo che ci vuole affinché cambino le condizioni che a Parigi hanno portato la delegazione italiana a sbattere contro il muro. E in effetti le condizioni cambiano. È passato ormai più di un anno dalla fine della guerra, l'Europa del caos. In Russia, a comando dei bolscevichi, c'è la guerra civile, ma non si riesce a mandarli via.
Anzi, la rivoluzione rischia di espandersi nell'Europa centro-orientale. L'Europa centro-orientale dove la scomparsa dei grandi imperi ha spalancato, ma neanche un vuoto di potere, un abisso di potere. Inglesi e francesi cominciano a pensare che forse sarebbe meglio trasformare l'Italia da focolaio di instabilità, com'è perché insoddisfatta, in fattore di stabilizzazione di cui c'è bisogno. E di conseguenza venire incontro all'Italia diventa più importante che sostenere il nuovo Stato dei serbi, croati e sloveni che si è inimicato tutti i vicini possibili. Secondo elemento ancora più importante, il ritiro dalla scena di Wilson. Wilson che viene respinto dal suo Parlamento, il suo progetto della società delle nazioni, poi viene colpito da malattia mortale. Qual è il risultato combinato? Ma mentre prima la Jugoslavia stava tranquilla, sotto l'ombrello delle grandi potenze, poteva mettere il veto sui progetti di compromesso e l'Italia pativa l'isolamento internazionale, adesso è la Jugoslavia a trovarsi isolata, mentre Londra e Parigi la esortano a mettersi d'accordo direttamente con l'Italia. A mettersi d'accordo configura uno scenario completamente diverso. In quello scenario lo squilibrio di potenza è appunto a vantaggio dell'Italia, che evidentemente è una grande potenza militare, con l'aggravante appunto del controllo italiano di tutti i territori contesi. Una lezione che l'Jugoslavia imparerà molto bene nel secondo dopoguerra. E poi qua interviene il terzo fattore. Il terzo fattore è Giolitti. In Italia sale il potere Giolitti, è personaggio che è estremamente controverso per delle grandi capacità politiche, pronto a qualsiasi tipo di compromesso, ma capace anche di usare il pugno di ferro. E così, mentre Fiume d'Annunzio sta lì e ne inventa una al giorno, Giolitti tesse la sua trama insieme al suo ministro degli esteri, Sforza, che ed è piuttosto chiaro su quello che bisogna fare da parlamentare. Ma per Sforza non serve a niente lamentarsi che la Jugoslavia esiste, perché c'è, e quindi tanto vale cercare di farsela tornare utile. Questo non vuol dire rinunciare subito alle manovre eversive che erano state lanciate dai precedenti governi ad Annunzio, con il sostegno degli elementi separatisti, croati, macedoni, ma significa usare queste manovre eversive soltanto in senso tattico, come pungolo e non in prospettiva strategica. La strategia, invece, è quella di fare della Jugoslavia uno Stato amico, che tenga aperta per l'Italia la porta dei Balcani invece di cercare di chiudere la doppia mandata. E quindi al regno dei serbi, croati e sloveni bisogna offrire qualcosa di consistente in cambio della rassegnazione di Belgrado ai confini del patto di Londra. E in effetti quella di Sforza è un'offerta buona, perché gioca sulla natura composita del nuovo Stato jugoslavo, dove tra serbi e croati non vige una grande armonia, e per giunta il regno di Karađorđević è circondato da stati ostili che preferirebbero vederlo scomparire. L'Italia, che è il più minaccioso di questi nemici, offre la sua garanzia di sopravvivenza alla Jugoslavia, in forma di un accordo contro una restaurazione asburgica in realtà abbastanza improbabile, che di fatto vuol dire una garanzia sui nuovi confini. E questa per il governo di Belgrado è una bella boccata d'aria, tanto più fragrante nel momento in cui Giolitti e Sforza rinunciano anche al controllo esclusivo dell'Albania e si mostrano disponibili a farne perlomeno a mezzo con la Jugoslavia, cioè con la componente serba dello Stato jugoslavo. Guardate che l'Albania è una rinuncia che rivela in modo palese che l'Italia non è affatto quella grande potenza che dice di essere, perché la rinuncia arriva dopo che gli insorti albanesi hanno cacciato in mare gli occupanti italiani e dopo che il governo di Roma si è reso conto che i suoi soldati non sono affatto pronti a rimobilitarsi per conquistare di nuovo l'Albania. Non ci andrebbero e probabilmente sparerebbero sugli ufficiali. Quindi una rinuncia obbligata in qualche senso. Ad ogni modo, con queste scelte, nell'estate del 1920 prende corpo una delle due strategie di lungo periodo della politica estera italiana verso la Jugoslavia fra le due guerre mondiali. La prima strategia era quella di Sonnino d'Annunzio, e cioè la disgregazione della Jugoslavia e la creazione di una Croazia indipendente ma infeudata all'Italia. La seconda strategia è appunto quella di Giolitti e Sforza, che invece mira ad un accordo con la componente serba della Jugoslavia per contenere le aspirazioni slovene-croate.
Ecco, se ci accontentassimo delle definizioni superficiali, potremmo chiamarle la variante nazionalista e la variante liberale della politica estera italiana verso Jugoslavia. E in parte è così, però non del tutto, perché a complicare la linearità del ragionamento sta il fatto che poi, durante il periodo fascista, non è che Mussolini sposerà senz'altro la variante nazionalista, come ci si può aspettare, neanche per idea. Seguirà entrambe, inizialmente quella liberale, a fasi alterne le seguirà con buona pace dei fascisti di confine, e quando romperà col Belgrado non la farà affatto per la questione adriatica, che da lui ormai è considerata chiusa, ma lo farà per l'Albania, che è una cosa completamente diversa. Torniamo indietro. Sul confine strategico, cioè il confine nevoso, fondamentalmente, Sforza non transige, mentre sul nodo di Fiume propone quello scambio a Cura Dalmazia di cui si parlava già nell'inverno 1918, però fino a quel momento non era stato possibile mettere a punto. In questa decisione della rinuncia a Dalmazia, dello scambio Fiume-Dalmazia, influiscono il giudizio negativo dei comandi militari sulla difendibilità e sull'utilità strategica della regione e anche l'esperienza dell'occupazione militare, dove la popolazione locale si è mostrata in grandissima parte ostilissima all'Italia, ad eccezione di Zara, per la quale in effetti Sforza chiede l'annessione. Per Fiume si prevede uno Stato libero, contiguo all'Italia, che di fatto vi eserciterebbe un'influenza dominante. Nel complesso si tratta di una di quelle offerte che nell'estate del 20 Belgrado non può rifiutare, e di fatto non la rifiuta. La accoglie gettando nel panico le componenti slovena e croata, quest'ultima rappresentata dalla delegazione dallo stesso ministro degli esteri Trumbic, Spallatino, perché al Regno del Savoia andrà tutta la regione, fino all'espluviale alpina. L'espluviale alpina interpretata in senso abbastanza generoso del segmento carsico, dove non si capiva bene dove andassero le acque, ma sopra la conca di Postulia dalla Italia. E così nel mese di novembre si arriva al trattato di Rapallo. Sloveni e croati lo considerano una sciagura nazionale, rinviando il ribaltamento di quel confine a tempi più giovani. Invece Sforza, il Parlamento italiano, rivendica di aver ottenuto per l'Italia una linea di confine quale neppure sotto i Cesari avemmosi perfetta. Queste sono le sue parole. E ottiene in Parlamento un consenso larghissimo. Un consenso che comprende anche Mussolini, per almeno due buone ragioni. Prima ragione, che il futuro duce sa leggere e fare la riga del trattato, quindi capisce benissimo che l'accordo significa il disinteresse di Belgrado per Fiume. Questo vuol dire che lo Stato libero nasce morto, dal momento che l'Italia non ha alcun interesse alla sua sopravvivenza, semmai il contrario. Per l'Italia quindi il trattato è un obiettivo successo assolutamente insperabile solo un anno prima. La seconda ragione è che così facendo, seguendo Giolitti, Mussolini si libera di D'Annunzio, nella cui ombra fino a quel momento ha dovuto rassegnarsi a vivere, e contemporaneamente si guadagna la legittimazione politica da parte di Giolitti, che lo inserirà nelle sue liste elettorali. Due risultati in un colpo solo. Chi invece, che vive in un mondo tutto suo e non riesce a leggere il trattato né la situazione politica, ovviamente è D'Annunzio, no? D'Annunzio che non vuole rinunciare né al suo sogno né al suo protagonismo. Però il suo tempo è finito. In Italia non lo segue più nessuno e Giolitti fa quello che i precedenti governi non avevano mai avuto il coraggio di fare, cioè ordina di sparare sui legionari, D'Annunzio compreso. È il Natale di sangue del 1920, che entra anch'esso a far parte del mito della vittoria mutilata. Che D'Annunzio avesse torto e Mussolini ragione lo si vede molto presto. Nel 22 lo Stato libero di Fiume cessa di esistere dopo un colpo di Stato fascista e la Jugoslavia si è voltata dall'altra parte. 2 anni dopo, con il trattato Italo-Jugoslavo di Fiume, di Roma, Fiume viene annessa all'Italia e la partita è finita. E quindi sul confine orientale per l'Italia si può parlare di un lieto fine, ma di un lieto fine che arriva troppo tardi per modificare uno stato d'animo ormai consolidato nella pubblica opinione. E lo stesso Mussolini, che pure ancora per alcuni anni seguirà la politica di Sforza, avrà interesse ad alimentare il mito della vittoria mutilata, ma per ragioni non nazionali ma politiche,
perché gli servirà per delegittimare la precedente classe dirigente liberale. E allora, per concludere, quella formula, la vittoria mutilata, è soltanto un grande inganno? Sì e no. Sì, è un inganno. È una formula ingannevole perché in realtà l'Italia ai suoi confini ha ottenuto tutto ciò di cui aveva bisogno, vale a dire la sicurezza derivante dalla barriera alpina che va dal Brennero fino al Monte Nevoso e poi soprattutto dalla scomparsa dell'Austria che era una minaccia reale, mentre il piccolo regno SHS non è una minaccia né per terra né per mare. Comunque Pola e Zara sono italiane e l'Italia si mantiene il piccolo isolotto di Sasino che le consente di buttare un occhio anche sul basso dell'Adriatico superiore. Possiamo anche dirla così, se l'Italia fosse veramente entrata in guerra per Trento e Trieste e le altre città irredente, ha ottenuto tutto quello che voleva. Da questo punto di vista, la formula vittoria mutilata è ingannevole. Invece, non è una formula del tutto sbagliata da un altro punto di vista, forse un po' più sostanziale, perché l'Italia ha sostanzialmente fallito quello che era il suo vero grande obiettivo politico, e cioè la promozione allo status di grande potenza misurato, si capisce, secondo i criteri dell'epoca. A guerra finita si scopre che nonostante la vittoria, l'Italia è dipendente come prima, forse anche più di prima, dalle altre potenze. Altre potenze che hanno una capacità economica e finanziaria incomparabilmente maggiore, tale da poter gettare l'Italia a gambe all'aria senza neanche sparare un colpo. L'Italia non è neanche diventata una potenza coloniale, perché delle spoglie dell'impero ottomano, Francia e Inghilterra non ne hanno lasciato neanche una briciolina. Anche qua, nella realtà, non è che sia un gran danno, perché cos'era che chiedeva l'Italia e che le era anche stato promesso? Chiedeva una fetta di costa dell'Anatolia meridionale, Smirne e dintorni, insomma, di fronte al Dodecaneso, no? E questo avrebbe cacciato un enorme pasticcio, nel momento che pochissimi anni dopo la rivoluzione di Mustafa Kemal Atatürk avrebbe cancellato qualsiasi possibilità di presenza coloniale sul suolo della nuova Turchia. Però l'umiliazione è rimasta, evidentemente. E conferma che cosa? Che l'Italia continua ad essere una grande potenza solo per cortesia e quindi di fatto rispetto all'anteguerra non è cambiato proprio nulla. Guardate che questo è il nodo sostanziale della politica estera italiana. Un nodo irrisolto e irrisolvibile, un nodo che neanche Mussolini riuscirà a sciogliere, perché alle sue spalle non sta solo e non tanto il malvolere delle altre potenze che fanno l'interesse proprio, in alcuni casi senza lungimiranza, ma sta soprattutto l'effettiva debolezza dell'Italia. Quel nodo, quindi, dello status di grande potenza, Mussolini, che è stato a lungo un politico realista, cercherà di aggirarlo con la retorica e avrà con buon successo, perché riuscirà a convincere gli italiani di essere diventati una grande potenza per davvero grazie a lui. E fino al 1938 troverà buon ascolto anche dalle altre potenze, che in qualche modo lo tratteranno come tale, anche poterlo giocare ad un certo punto come Hitler. Però alla fine anche Mussolini andrà a sbattere contro il muro, e cioè l'esame inappellabile della guerra mondiale. E là si scoprirà il bluff. Perché nel 1939 l'Italia fascista resterà ferma per un anno fuori dalla guerra, come l'Italia liberale del 14, perché notoriamente incapace di combattere. Ma a differenza dell'Italia liberale del 14 e del 15, nel 39 nessuno corteggerà l'Italia di Mussolini per sollecitarne l'intervento, proprio perché è troppo debole. E quando Mussolini si deciderà comunque per conto suo ad entrare in guerra, le prestazioni militari della sua Italia saranno nettamente inferiori a quella dell'esercito di Cadorna, ma anche lo spirito pubblico. Lo spirito pubblico, di fronte al rischio di un'invasione, Sicilia crollerà clamorosamente, no? Agli inizi del 43 tutti i rapporti di polizia dicono che lo spirito pubblico è crollato, l'opinione pubblica desidera soltanto uscire dalla guerra. Dopo Caporetto, invece, l'opinione pubblica italiana aveva tenuto duro. E allora possiamo anche dirla così. Fra le altre disgrazie, la guerra mondiale
comparata alla prima con la seconda, possiamo dire che mentre la vittoria mutilata aveva portato l'Italia alla Venezia Giulia, Fiume e Zara, la grande Italia del fascismo perderà tutto quanto l'Italia liberale aveva guadagnato e Trieste ci salverà soltanto perché tornerà utile agli anglo-americani. Grazie. Ringrazio il spunto e passo immediatamente il pubblico la parola, perché immagino che ci saranno domande. Chissà. Ci sono tanti che potrebbero fare domande. Quindi, no. Che si stanno attenendo appositamente. Hanno pietà di te. La laurea era mutilata o no, sta vittoria? Cosa di te? Vi ho steso tutti, mi dispiace. Se non te, non te, lo fai tu. Soltanto allo scopo di rompere il ghiaccio, ovviamente. Facci, facci. Ehm, rispetto alle rivendicazioni, quanto alla fine hanno pesato, quanto il famoso posto al sole, tanto agognato e tanto inseguito, e poi lavare l'onta di Adua, e poi gettare il guanto della sfida agli inglesi, tutto questo ha contribuito a costruire questo mito e in che misura? Io direi di sì, anche se nelle nostre terre se ne ha meno la percezione, perché noi siamo concentrati sul confine orientale. Il confine orientale che negli anni 20, negli anni 30 ormai era tranquillo, sedato. Mussolini prendeva le distanze da quelli che chiamava i dalmatomani, che risalgono alla superficie soltanto nel 41, ecco, perché si può fare di meno di considerarli, anche quella volta tratta con un po' di cautela, mentre invece quello che conta è l'espansione coloniale. E qua c'è molto da discutere e l'Italia cerca di farsi strada anche nell'Europa centro-orientale, però la situazione è maledettamente complicata perché tutti gli stati dell'Europa centro-orientale sono l'un contro l'altro armati, ma soprattutto perché l'Italia non ha la capacità economica e finanziaria di sostenere una penetrazione. Non riesce neanche a infeudare l'Austria, che pure vorrebbe farlo, ma non ne ha la capacità. E quindi si rende conto che nell'Europa centro-orientale non ha spazi di manovra. Spera di averne un po' di più sul terreno coloniale, però questo vuol dire fare una scelta. Fare una scelta quando, naturalmente? Dopo che nell'Europa si sarà configurato un polo alternativo alla Germania, il polo alternativo alla Francia e all'Inghilterra, che è il polo tedesco. E con la Germania e l'Italia ha un rapporto difficile, perché evidentemente l'espansione germanica chiude ogni spazio nell'Europa centro-orientale. Potrebbe aprirne qualcuno nel Mediterraneo, con un gioco molto ardito a danno della Francia e dell'Inghilterra. Questo è quello che si risolve poi a fare Mussolini nella seconda metà degli anni 30. È un gioco ad alto rischio. Difatti rischia di fare alla fine. L'obiettivo del posto al sole, no? Del grande, fare la grande potenza, in realtà era inevitabile, non poteva farne a meno il fascismo. Nel momento in cui criticava l'Italia meridionale per non esserci riuscita, aveva grandi difficoltà a non provarci fino all'ultimo. Questo lo dirà molto esplicitamente Mussolini proprio alla vigilia della guerra, quando discutendo dell'intervento a un certo punto dirà ma sì, l'Italia può anche fare di intervenire nella guerra, ma il fascismo no, non può farlo, è una contraddizione con se stesso. Arriva lui. Come parlerà il governo italiano rispetto alla questione di fiume, no? Ben delineata. Avevo una curiosità. A Trieste, in particolare, come veniva vista la questione di fiume?
Dunque, i giovani nazionalisti redentisti italiani, gli ex redentisti, che nel primo dopoguerra sono molto vivaci, i mazziniani, i fasci di combattimento, poi sono sempre gli stessi, che fanno anche le prime azioni di piazza, ecco, nel 19, nel primavera del 19 fondano le fasce di combattimento, nell'estate si azzuffano con i socialisti, quando arriva l'impresa del fiume vanno tutti a fiume, no? Al seguito dell'annunzio, tant'è che il fascio di combattimento trieste verrà rifondato nel 1920 da personaggi completamente diversi, da giunta che viene da fuori, pescando nel sottoproletariato, perché i nazionalisti italiani sono tutti con D'Annunzio. Questo dal punto di vista della gioventù più vivace, con degli ambienti nazionalisti tradizionali che stanno tutti con D'Annunzio. La dirigenza liberale nazionale, ma la dirigenza economica, e certamente non vuole Fiume né la Jugoslavia né indipendente perché ne teme la concorrenza. Barzilai era deputato o senatore, non me lo ricordo più, del Regno, era triestino, era il punto di riferimento dei liberali nazionali italiani. Lui è in commissione delegazione e dice: questo gli americani non possiamo dirlo, ma a noi Fiume interessa perché altrimenti farebbero concorrenza a Trieste. Sto citando a memoria, ma le parole sono più o meno queste. Dice: se non accettate questa linea, io faccio soltanto delegazione e me ne vado. Quindi Trieste è nettamente, fraternamente per la missione di Fiume. C'è un altro? Prego, microfono. L'Italia nella seconda guerra, lei ha detto l'Italia poteva anche evitarlo, ma il fascismo no. No, non l'ho detto io, l'ho detto Mussolini. Quindi io non mi permetterei. Comunque la scelta del momento, Sì. su quali presupposti è stata effettuata? La convinzione che la Germania aveva vinto la guerra e l'Italia potrebbe entrare in guerra senza farla, ma semplicemente partecipando alla conferenza della pace. Perché Mussolini sapeva benissimo che l'Italia non era in grado di fare la guerra, lo sapevano tutti quanti in Europa, perché era ancora sostanzialmente disarmata. Le poche armi che aveva le aveva utilizzate per la guerra dei topi, la guerra di Spagna, era in una fase di trasformazione radicale delle forze armate e non aveva armi, banalmente. E l'esercito stava cambiando la sua struttura, quella era della situazione peggiore. Sarebbe stata pronta nel 1942. Questo lo sapeva il governo italiano, lo sapevano i tedeschi, lo sapevano tutti gli altri. Però nel giugno del 40 sembra che la guerra stia finendo. E allora la scelta entriamo dentro un attimo prima che finisca. E vediamo qualche migliaia di morti sulla tavola della pace. Attenzione però, questa è una scelta opportunista sbagliata, condivisa però da tantissimi altri. Anche quegli elementi in Italia, all'interno della classe dirigente fascista, che erano contrari all'intervento, in quel momento dicono: vabbè, qui si può fare. Lo stesso re, che era nettamente contrario, dice: però che naso, quel Mussolini, ha capito qual era il momento giusto. Errore clamoroso di tutti. Ma attenzione, Mussolini lo fa perché ormai si era cacciato da un paio d'anni in un vicolo cieco. Era progressivamente tagliato tutti i margini di manovra, non gliene era rimasto a nessuno. L'alternativa era o dichiarare il mondo che non contava nulla, oppure rischiare la guerra. Cerca di rischiarla nel momento che gli sembra favorevole. Sbaglia e perde tutto. Cioè, l'Italia perde tutto, lui perde la testa, ma l'Italia perde tanto. No, non particolarmente elegante. Avevo visto una mano in fondo prima. Nunzio in un secondo momento aveva ritrattato appunto l'espressione della vittoria mutilata, aveva fornito una bella interpretazione, cioè aveva letto, c'erano delle testimonianze, ecco, di pensiero diverso sugli eventi accaduti. Non glielo so dire, non conosco testimonianze di questo tipo, se qualcun altro li conosce volentieri, ecco. Ma ormai il mito non gli apparteneva più. Dopo la fine dell'impresa di D'Annunzio, dell'impresa di Fiume, D'Annunzio sopravvive a se stesso e l'eredità del fiumanesimo viene completamente assorbita dal fascismo, anche se non sono la stessa cosa, perché il fiumanesimo era profondamente diverso dal fascismo. La concezione dello Stato del fiumanesimo era completamente diversa. In questo senso D'Annunzio non è un vero precursore del fascismo, no? D'Annunzio era un anarchico-libertario, no? Il fascismo è lo Stato totalitario, quindi sono diversissime. Però Mussolini ha la capacità di assorbire il personale politico,
del fiumanesimo e l'ideologia del fiumanesimo, e quindi si appropria di tutto. La figura di D'Annunzio è molto interessante e molto difficile da valutare nei 2 anni successivi, perché in realtà buona parte dell'opinione pubblica italiana continua a guardare D'Annunzio. Fin quasi alla vigilia della marcia su Roma ci sono alcuni che ipotizzano di chiamare D'Annunzio come pacificatore della guerra civile e non Mussolini, no? Però D'Annunzio si tira da parte. Perché? Ci sono tante ragioni, psicologiche, personali, quello che volete. Io credo anche perché si è reso conto che non è capace, che l'esperienza del fiume le ha insegnato che fare politica è un po' complicato, che un conto è governare il fiume, un conto sarebbe governare un'Italia sulla soglia della rivoluzione, si tira indietro. E non esiste più politicamente da quel momento. Cioè, la sua stessa impresa, ecco, e i suoi slogan, le sue parole non gli appartengono più, vengono assunte tutte del fascismo che ne fa uso completamente proprio. Bene, io ringrazio il professor Pupo, ringrazio il pubblico attento sempre, vi auguro una buona serata e ci vediamo il prossimo mercoledì. Grazie.